Benvenuti. Con questa iniziativa chiudiamo il ciclo forse estenuante per il maestro Alvaro Siza dedicato a Roma. D'altra parte Roma ha voluto attribuirle un grande omaggio che, come ha già chiarito il presidente Carlo Lorenzetti, di cui salutiamo oggi il ritorno in grande all'Accademia Nazionale di San Luca, dopo qualche periodo breve di incertezza, e ritorna nella sua piena carica, e questo ci fa molto piacere, è un motivo di ulteriore orgoglio. Questa iniziativa, studiata congiuntamente con il MAXXI, nelle persone della Presidente della Fondazione MAXXI, Giovanna Melandri, con Margherita Guccione, con Pippo Ciorra, con Uarru, Achille Bonitoliva, tutte le persone che hanno contribuito generosamente a costruire, diciamo, questa condivisione tra due istituzioni che già inizialmente ha avuto qualche altro esito, ma mai con questa così affascinante e polimorfa serie di iniziative davvero straordinaria. Quando si trattava di decidere come chiudere in bellezza, abbiamo pensato con Roberto Cremascoli, che ha condiviso con me la fatica di questa iniziativa, come chiuderla senza scadimenti, diciamo, impaludamenti in cose retoriche. Allora abbiamo pensato che la cosa migliore fosse far chiudere il tutto a un incontro, non una conferenza, a un incontro tra Alvaro Siza e i suoi amici idealmente di sempre. E non poteva ricadere la scelta su Umberto Riva e Francesco Venezia, anche perché è lungo il loro rapporto. Vi voglio ricordare che negli anni '80 si sono incontrati in un mitico laboratorio di progettazione a Gibellina, questo lo dico per i più giovani presenti, e c'è stato un mese anche lì di lavoro sul progetto grazie a Pierluigi Nicolin, che ha fatto in modo che si auscultassero le reciproche posizioni di questi tre maestri e che potessero nascere queste liaison che larvatamente li hanno accompagnati per tutti questi anni. In particolare con Francesco Venezia c'è stata un'ulteriore occasione di condivisione in viaggi americani, in occasioni di loro lezioni alle università a Boston, e c'è però un motivo fondante che lega tutte e tre queste personalità: il rapporto con l'opera d'arte, il rapporto col museo. Non è un caso che Alvaro Siza, diciamo, nella propria formazione aurorale, quando tutti i giovani architetti portoghesi guardavano in fondo ai maestri del Novecento, quelli più conclamati, da Le Corbusier ad Alvaralto, a Wright, eccetera, in qualche modo scelga come maestri segreti alcuni architetti italiani. Penso ad Albini, penso a Scarpa, e li sceglie per le loro specificità nei confronti della dimensione museale, nei confronti del rapporto con la storia. E questo lega questi tre protagonisti straordinari in questa capacità di rileggere attraverso l'ascolto la storia, il luogo, il contesto e soprattutto il tempo. Dicevo della formazione iniziale e dell'atteggiamento di attenzione nei confronti del museo, ma per tutti loro il museo, ma anche l'allestimento più effimere, sono stati un elemento di ricucitura fondamentale. Ecco, pensate a Francesco Venezia giovane che progetta e realizza il museo di Gibellina, lo stesso Umberto Riva a più riprese torna sul tema del museo e dell'allestimento con esposizioni straordinarie. Alvaro Siza non si contano i musei a livello internazionale realizzati da lui, ma anche l'attenzione costante alla dimensione diciamo dell'ascolto dell'opera. Penso in particolare alla straordinaria occasione per Umberto Riva, maestro solitario, maestro segreto, maestro che non può avere diciamo epigoni nella sua dimensione laconica e nella sua dimensione anche così attenta alla cultura figurativa artistica, quando recentemente al MAXXI progetta e realizza l'allestimento per la mostra di Le Corbusier, in uno scontro titanico con lo spazio condizionato di Zadid, riesce a restituirci una dimensione del percorso domestico in una sorta di metafisica domestica, che è la stessa metafisica domestica che in qualche modo caratterizza il lavoro di Francesco Venezia e di Alvaro Siza. Non voglio dilungarmi oltre, anche perché avrò occasione di riprendere alcuni temi man mano passando la parola ai tre protagonisti, per cui direi adesso a Roberto Cremascoli di condurre diciamo, la chiacchierata con Umberto Riva in primis. Buonasera, grazie Presidente.
Un ringraziamento all'Accademia di San Luca e al Museo Maxi. Tante persone sono in piedi, ma è così, peccato. Quello che accomuna, come li abbiamo definiti in questi giorni, i tre tenori, è la ricerca, come registrano quando arrivano sul luogo, la preoccupazione di analizzare il posto, e dal confronto tra gli uomini e il luogo ha inizio sempre il loro processo di progettare, che è un processo di trasformazione e di continuità del luogo, dove il processo è tanto importante quanto il risultato finale. Loro stessi credo che ammettano che bisogna entrare nelle cose non dal di fuori, bisogna entrare dall'interno. Si può progettare perché si impara entrando lentamente all'interno delle cose. La paura del vuoto e la paura della solitudine in questo vuoto, quindi dell'horror vacui, e quando c'è un cliente, quando c'è un'amministrazione, quando viene richiesto un progetto di trasformazione urbana, c'è sempre da parte della committenza una certa paura che lo spazio rimanga vuoto. Allora dovrei illustrare? Sì. Anche se manca uno stato di fatto che in un qualche modo giustifica gli interventi che sono stati fatti come conseguenza. Tutto nasce da un pozzo di areazione fatto per areare appunto la sottostante metropolitana. Quando fu fatto il progetto della metropolitana non ci si rese conto della distanza tra un dato funzionale e la cappella di San Nazzaro. E allora forse ma è tutto un po', ecco, questa forse è l'immagine più efficace, perché sono legate di areazione. Nello stato di fatto precedente queste griglie erano sopraelevate rispetto al piano di calpestio. Come dire, l'accortezza della soluzione fu quella di abbassare il piano di areazione metropolitana in modo che sembrasse più un reperto archeologico più che un piano tecnico. E in un qualche modo appunto riducesse la presenza di questo manufatto tecnico. È tutta lavorata sull'orientamento delle griglie tra loro ortogonali, e quelle danno questi campi o grigi o più scuri. Il materiale della pavimentazione nella zona delle griglie. Niente, fu tutta fatta in blocchetti di porfido. Se si prende ancora forse l'immagine, ecco. Questa è la grande canalina, sì, no? E questa grande caditoia. I temi sono: uno, dare un accesso più consono alla cappella Tribuzio. La seconda, che vi ho già presentato, che è quella di questo vuoto di areazione. La terza era appunto risistemare
questa statua. La statua non era in quella posizione. La statua che originariamente si trovava lungo il canale dei Navigli e che è stata appunto ipotizzata questa fontana. Se fai vedere, ma è un po' difficile. Ecco, qua è il cordolo della fontana e l'erogatore dell'acqua, diciamo. Che crea della fontana. anche il basamento della statua stessa. No? Sai che non sento niente, non importa. Ad ogni modo non importa. È che io mi ero illuso di poter fare un getto continuo di acqua che poi sarebbe andata a finire nella caditoia che attraversa tutto lo spazio longitudinale della piazza. Ma rimase in funzione pochissimo perché il Carcare pensò bene di otturare l'erogazione ed è rimasta appunto un oggetto a sé. Posso aggiungere qualche piccola precisazione? Per tutti e tre gli autori il tema della piazza è sempre stato un filo di continuità in fondo in tutta la loro attività progettuale. Pensiamo alle prime piazze di Francesco Venezia a Gibellina, ma anche a San Pietro Patierno, il sistema diciamo, di lavoro con l'en plein air, con il vuoto, così come per tanti progetti di Alvaro Sizza. Quello che è sorprendente però in Umberto Riva è che dal punto di vista squisitamente progettuale, se andiamo dalle prime opere di Stintino, dalle case di Stintino, alla casa più recente per il sindaco di Otranto, Casa Migiano, ha sempre avuto una sorta di predilezione per la dimensione ancestrale. Non vi nascondo che addirittura le case di Stintino avevano qualche rimando addirittura a una sorta di memoria della linea Maginot, quell'architettura bellica che sopravvive, diciamo, come lacerto e come frammento, e a fronte di questa perentorietà del segno e del progetto di memoria comunque arcaicizzante e ancestrale, lui contrappone, e questo credo gli derivi dalla sua paziente ricerca figurativa, perché lui fa l'artista parallelamente al suo lavoro artistico da architetto, ecco, che gli derivi da questa ricerca dell'astrazione. Pensate al progetto straordinario, purtroppo adesso menomato, della piazza di fronte alla Farnesina. Ecco, lui è riuscito a scalfire la tetragonia dell'edificio di Del Debbio. Adesso so di dar fastidio a Francesco Venezia se parlo di dimensione tetragono dell'edificio del Vecchio. Lui troverà il modo di riscattarlo, perché dice sì, però in fondo è l'unico contenitore che contiene gli azzardi della contemporaneità, addirittura in una dimensione armonica, no? Ecco, ma per Umberto Riva, che ha, diciamo, su questo piano gusti diversi, l'idea era quella di scalfire la dimensione totemica di quel grosso blocco, no, del Debbio, e è riuscito attraverso l'astrazione, il puro suggerimento, ma anche riuscendo a dare misura e figura a questa dimensione processionale per arrivare a questo edificio così prepotente. Volevo anche chiedere ad Alvaro Sizza che ci parlasse della paura del vuoto anche. E della paura del vuoto. Del vuoto. Ma su questo progetto, la paura nell'inizio di fare un progetto esiste sempre, perché c'è bisogno di trovare dove cominciare. C'è un foglio bianco, che cosa fare? Guardare e sentire. Per fortuna quando si fa un progetto non si lavora solo, e oggi più che mai c'è una concentrazione di disagi, di obblighi, regolamenti, aspetti tecnici, e dunque c'è un alimento molto forte e diversificato per l'inizio
del progetto lascia ad essere un dubbio solo, ma è anche questa cosa del dubbio, perché sviluppare un progetto è di successivamente, con tutti gli appoggi extra, risolvere dubbi, contraddizioni, eccetera. Qua si è fatto sotterraneo un metropolitano e dunque si ha avuto bisogno di arredare la Questo superficie. dov'è? Lavoro che ha fatto insieme con Edoardo Sottomona. E prima dell'intervento c'erano fiori, canteiros, non so come si dice, giardini. E allora ha avuto una reazione terribile perché avevamo tolto i fiori. Il fatto è che questa è la piazza centrale dove si riúne tutta la gente, tutta la popolazione, principalmente quando il club di calcio vince. Allora la piazza, tutti i fiori andavano a disparire. Ma ha avuto un'altra reazione. Podes passare a estátua, a que se vê a estátua. Que era punti per sviluppare il progetto. Questa era una piazza chiusa. Il cavallo guardava la comuna, Palazzo della Comuna. Più tardi, fine del secolo XIX, princípio do século XX, si è fatto un'apertura e quello che era, si è demolito il palazzo della comune e si è fatto tutto questo spazio. E dunque il cavallo, il re, guarda a corta distanza un edificio. Io volevo invertere la posizione del cavallo verso il spazio e verso la nuova comune. E quella ha provocato una reazione terribile e non ho potuto fare, ho dovuto desistere e ho visto che questa cosa di toccare, fare qualcosa a un monumento, principalmente se è un re o un Presidente della Repubblica, così provoca una reazione enorme. Dunque a questo punto per cominciare il lavoro sulla piazza finito, non ho potuto utilizzarlo e manca ancora oggi. Dopo, nella parte alta, si è fatta una fontana. Anche la fontana è stata considerata bruttissima. Credo che non è, ma questa è la prima reazione. Si è fatta una campagna nella piazza centrale con firme, proteste, tutte queste cose e il lavoro era chiuso perché c'erano pannelli tutti intorno, nessuno poteva vedere. Quando si è aperto, quando è finita l'opera, questa campagna è stata manipolata per 20 persone o così, ma persone con prestigio. Quando è caduto, io sono andato là di mattina quasi in clandestinità per vedere la reazione. C'erano due persone, e uno ha detto alto. Alla fine non è tanto male come si diceva. E pronto. Umberto Riva, si parla di tempo e di luogo, è una cosa che fa quella di tornare sui posti che ha progettato molto tempo prima? No, di solito c'è la fortuna che non si ritorna più e di conseguenza l'uso. Qui siamo a Stintino. Sì, siamo a Stintino negli anni 70. Bisognerebbe spiegare che è un lotto
molto particolare, stretto e lungo, dove mi erano state richieste 3 piccole abitazioni di vacanza. Il tema era quello di cercare di rendere l'intervento il meno frammentario possibile, e perché si misurava sull'orizzonte del mare della Sardegna. Sizia? Sizia lo so già cosa dice. Se le fa impressione, se le piace tornare sui posti che ha progettato. A chi? Se le piace ritornare sui posti che ha progettato, se gosta di voltar nos sítios. Sulla piazza? In geral. No, se si parla del tempo, io trovo che un architetto, un autore, è sempre accompagnato per un'equipe, claro, ma sono 2 primi architetti che sono il promotore e il tempo che accompagnano il progetto. Il promotore disparisce molto rapidamente. Scompare, sì. Scompare. Scappa. Ma nel frattempo, quando ha questa influenza di essere il promotore, quello che ordina di fare un lavoro, è molto influente. Perché? Per quello lui chiama il primo architetto, perché si interessa per la qualità, si può fare la qualità. Se non si interessa, impossibile. E la più parte delle volte non si interessa, succede la più parte delle volte. Ma il tempo, quello continua. Dunque l'autore disparisce anche rapidamente. Il tempo continua, quel grande architetto. Il tempo denuncia, penalizza tutti gli errori, niente scappa il tempo, e appoggia e ottimizza quello che ha capacità per durare. Un edificio, dopo alcun tempo, o si degrada di forma irreversibile, o gli uomini non lo accettano, demoliscono eventualmente, o si resiste, è più bello con il tempo. Mi ricordo quando ho fatto il recupero di Chiado, delle case di Chiado, al centro di Lisbona, dopo un fuoco. Ho rifatto queste costruzioni che facevano parte praticamente di un progetto unico. Dopo il terremoto del Settecento hanno fatto un piano illuminista magnifico, e i tipi di case, di costruzione per riempire questo piano. Bellissima, dopo tanti anni. E quando ho finito un recupero molto integro e tutti i dettagli della costruzione erano determinati dall'inizio del Settecento, io ho fatto il più integralmente quello che era. E quando passeggiava in questa strada ero un po' desilluso, perché era troppo fresco, come si dice, era troppo perfetto, brillante, eccetera. E è una disillusione, e si avevano perso tutti i lavori del tempo, non solo nelle cose che invecchiano bene, la pietra per esempio, ma anche le cose che la gente aggiunta posteriormente, quello che dà densità a una città, cose aggiunte successivamente, bella o non bella,
ma è quello che dà la bellezza della città. A Napoli, dove ho stato qualche giorno fa, succede che anche i graffiti non ha quello ruolo distruggente dell'architettura, tutto è assorbito, come si dice. È assorbito, sì. Assorbito. E la bellezza di Napoli è esattamente in questa densa superposizione, anche come nella strada di Napoli, la bellezza viene di questa densità anche, e una specie di disordine che invece ordina. Nella strada che il turista con molta fretta dice è caotico Napoli, quello che succede è una vita urbana fantastica. Non so se Francesco ha la stessa, concorda con quello che dico, ma c'è come che una cultura di convivenza fra motoretta, macchina, persona, e tutto funziona. E c'è una cosa sorprendente, non sono accidenti a Venezia. Allora è molto divertente vedere tanti accidenti in città con luce rossa, luce verde, luce bianca, non so che, accidenti, e nella confusione che alcuni chiamano caos di Napoli, accidenti non sono. È un problema di cultura più raffinato. Ma questa